Pesanti, pesantissime le ripercussioni della guerra in Medio Oriente che stanno interessando anche la nostra regione. William Beozzo, presidente di Confapi Veneto, porta al nostro microfono tutta la sua preoccupazione, al di là di quello che è sotto gli occhi di tutti, con il carburante schizzato alle stelle e l'oro in forte impennata. Tenete conto che il 30% delle imprese venete esportano, quindi sono aziende energivore, quindi metalmeccaniche, chimiche, plastica, tutto questo che ne riguarda, e siamo veramente molto molto preoccupati. Quindi chiediamo un intervento rapido da parte del governo, di utilizzare dei mezzi già utilizzati per la guerra dell'Ucraina e quindi dare della sicurezza ai mercati, perché questa cosa potrebbe provocare dei rallentamenti importanti. A proposito, anche nel nostro territorio sono tantissime le aziende orafe, abbiamo sentito proprio anche i rappresentanti degli orafi, le difficoltà che stanno attraversando in quest'ultimo periodo, che adesso vanno ad acuirsi ancora di più. Beh, decisamente era un settore già in crisi per gli aumenti già subiti dal rialzo dell'oro. Con questi nuovi aumenti sicuramente andranno ancora a frenare ancora di più la loro attività e quindi ulteriori crisi anche nel nostro territorio, che è un territorio dove le imprese orafe sono importanti e hanno mercati internazionali. Quindi è una situazione veramente, diciamo, di allerta. Non possiamo aspettare di trovarci le sorprese, bisogna intervenire prima, perché uno shock energetico oggi non potremo sopportarlo. E c'è un elemento da non sottovalutare assolutamente, dice. Noi teniamo in conto che lo shock energetico colpisce tutti, perché colpisce l'impresa in primis, perché ha dei costi elevati di consumo di energia, ma nello stesso tempo va a colpire anche le famiglie, perché si troveranno sicuramente le bollette in aumento e quindi ulteriori costi, ulteriore sofferenza, ulteriore rallentamento dei consumi.